Oggi parliamo di sociologia e come abbiamo visto in questo quadro, a ricomienza appunto di questa puntata, il quadro di Magnasco, Alessandro Magnasco, i fradi come ti sono mangiati, il refettorio del convento. E oggi parliamo appunto di questo. Cosa mangiavano, come ti caziano, come ti vivevano i fradi di Silchi in Sassari, in 600. Prima di tutto, dove sapere, dove Mudilla appunto che il convento di Santo Breddo di Silchi, manno a vero, era un bel di gente, ma tanta gente che andava sì, a baribrieri, ma vi travagliava burro, che non viveva burro, e mi caziano i burro i fradi. Che fradi cosa mangiavano? Mangiavano un poco di tutto. E tanto dai documenti antichi noi appunto Murigi, no, che cosa? Per cominciare, non so, Ruvennari mangiavano sempre il bescio, e arrivia il bescio, e andava arrivia il bescio. Arrivia sì da bacchi burro di Rariera, ma più di tutto arrivia da Bocchiudorra. E quando arrivia da Bocchiudorra arrivia burro pesce come intero donno, e chi vengono i burri sarini, ma dalla Cabacchi, i risarini quindi di Centino, e la donnara, che era chiamata Almadraffa in Pagnuro. E tanto mangiavano i burro sacchina, e Rubescio lo mangiavano i burro la domenica, poi mangiavano i carri di montoni, carri di begura, d'agnoni. Poco non pare che ve ne sia assai carri di bocco, mangiavano i burro carri d'aino, che voglia. Invece pare che i carri di cavallo non li mangiavano. A me mi pare che in Pucchianti sapeva un po' come si viveva in questo tempo, che è un tempo a vero di che il santuario era in Pucchianti, più di oggi. Oggi è in Pucchianti, ma in antico ancora di più. Infatti era pure gente che veniva dalle bacche di Roma in pellegrinaggio, cacchi cavalieri, sireggi, no? che è giunto in questo tempo. E poi tu rendi a questo che si faceva, come ti si viveva, che fradi avevano pure la vita, avevano pure qualche campo di tricco, venerano, e qualche nuovi avevano che era già fatto da Eddie, e oggi ancora, oggi sono l'occhio di Santo Breddo, se qualche uno anda. Ma dovete sapere che più di tutto Eddie avevano le donazioni, e infatti in donazioni abbiamo un poco di chicco. Arrivò che abbiamo un terreno con uno e l'altro, no? No? Abbiamo una famiglia, un'altra famiglia, e tanto arrivava proprio tutto, e mangiavano praticamente di tutto. Pesce, fruttura, vigura, la vigura era assai, fruttura aromatessi, tanto in Pucchianti comprendi come si viveva in questo tempo. E mi intendo di burro che frati non facevano sempre dentro al convento, ma pigliavano il gabado e andavano i burro che li chiamavano fuori di Sassari burro a fare messa o quando moriva qualche burro. E tanto vi puria da mangiavano il gaso, pani, s'acciampano i burri i documenti che mangiavano assai pani e pacchia e minicchera. Tanto la vita non era assai diversa da come è oggi. Un saluto a tutti.